troviamo al momento all'interno dell'Oratorio dei Crociferi, uno dei luoghi appunto di proprietà dell'Ipava di Venezia. Questo luogo fu fondato nel XII secolo e venne data tutta quest'area in cui ci troviamo, che è la zona di Cannareggio, all'ordine dei Crociferi. Loro costruirono questo luogo, questo ospizio, per accogliere in un primo momento i pellegrini che facevano sosta a Venezia in direzione di Gerusalemme. In un secondo momento, invece, il luogo cambia destinazione d'uso e ospiterà delle donne sole. Questa piccola cappella, questo oratorio di circa 50 metri quadri, che è stata arricchita nel 1500, fine 1500, da un grande artista veneziano, Jacopo Palma il Giovane, un artista che sicuramente molti di voi avranno sentito perché lo si trova nella maggior parte delle chiese veneziane. Abbiamo questi 3 teleri molto belli, dedicati al doge Pasquale Cicogna, un doge che è stato molto importante per l'ordine perché ha permesso di sbloccare una cospicua eredità che è stata lasciata da un doge vissuto in epoca precedente, Renier Zen, che invece troviamo nel telero là in fondo. Tra l'altro questi 3 teleri sono molto interessanti perché raffigurano proprio il luogo in cui ci troviamo. Quello sulla destra in particolare è proprio l'Oratorio dei Crociferi. Infatti si riconosce il pavimento che qua abbiamo su un campione, qua sulla sinistra, e si riconoscono i dossali lignei e i padri crociferi che stanno dando la comunione a una delle anziane donne che abitava questo luogo. Mentre il telero centrale rappresenta sempre il futuro doge che riceve dal ballottino la notizia della nomina e si trova all'interno della chiesa dei Gesuiti, della chiesa che era dei Crociferi ma che in un secondo momento è stata poi gestita dai Gesuiti. Mentre nell'ultimo telero sulla sinistra abbiamo sempre Pasquale Cicogna finalmente in abiti dogali, quindi dorati, intento nell'entrare in questo luogo in cui ci troviamo. E poi abbiamo 2 scene tipiche del manierismo sopra le porte d'ingresso, quindi la flagellazione sulla porta che dall'oratorio conduce al campo e la deposizione di Cristo sulla porta che dall'ospizio conduce all'oratorio. E su quel telere sulla sinistra abbiamo il primo doge che fu molto importante per l'ordine, ovvero Renier Zen. Renier Zen appunto lasciò una cospicua eredità e abitava in un palazzo qua vicino che è Palazzo Zen, e si dice che fosse così tanto vicino all'ordine dei Crociferi che si fece costruire un collegamento interno tra il palazzo e questo luogo.